Scratch vi è offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man. Grazie amici di Scratch, grazie a questo preziosissimo pubblico, è vero. Oggi una bella puntata senza la Ilenia Lazzaro, d'altronde lei è andata a Roma per una bella convention, The Vampire Diaries, centinaia di milioni di appassionati seguono questa soap, questa non so come si possa chiamare, questa fiction, insomma questa bella cosa dove tanti e tanti si raggruppano, fanno presenza, si parlano e questa è la cosa più importante. Quindi grazie Ilenia, grazie a Elena Minto, suo bianco e nero a settembre apriremo proprio con questo speciale. E grazie anche ai nostri ospiti, partendo da Paolo Garniga, al quale attribuisco un grande applauso a lui e anche a Zaccaria Toccoli. Fatelo! Grazie anche a Cristian Tezza, organizzazione del Crespadoro V-Cup. V-Cup, cos'è? Vicenza Cup? Sì. Un'inventiva, ragazzi, esagerata proprio. Troppo. E ringrazio anche Luca Dalla Valle della individual training, ma sei personal trainer, aveva ragione la Ilenia. Sì. Personal trainer. Personal trainer. Senti, tu me l'hai portata la tartaruga perché stasera voglio sentire. Ce l'ho fuori. Sei fuori? Sì, sì. Dopo ne parliamo. Allora, tante immagini, tanto oggi. Paolo, adesso faremo vedere un bel sunto sui campionati italiani juniores che a me sono piaciuti ad Abano. Poi andremo con un Polsa, un altro campionato italiano per giovani. Ahimè, ho avuto la sensazione dove arriva il ciclismo arricchisce. Arriva tanta bella gente, arrivano tanti bei colori, gli hotel lavorano, i bar lavorano e c'è questa tiepidità nell'accoglienza. Ad Abano io ci sono un po' rimasto male perché vedere tutta questa orda di gente in una cittadina che al di là di tutto mi pare un po' spenta. Il ciclismo ha portato valore aggiunto, un po' come da voi. Ma sicuramente sì, noi in occasione della Coppa Italia abbiamo visto più di 1000 persone in una piccola località montana che ha creduto nella proposta e la soddisfazione poi era palpabile perché veramente, cioè, oltretutto in preanticipo sulla stagione che è abituale per la montagna, devono nascere queste collaborazioni, devono crederci gli imprenditori, devono aiutare chi porta manifestazioni che sono sì sportive ma di richiamo turistico indubbiamente. Ma la federazione sa che il potere veramente del ciclismo sarebbe qualcosa di grandioso attraverso proprio il turismo, perché l'Italia è turistica. Sì, sicuramente, cioè, vediamo sempre di più località che ci credono. Purtroppo non è ancora una cosa conclamata, però se sta crescendo il movimento, quello del fuoristrada sta crescendo più della strada o comunque in alcune situazioni la sorpassata perché comunque la prima situazione diversa è che nelle gare del fuoristrada tante volte ci sono 18 categorie in gara, si parte dai giovanissimi, si passa dagli agonisti e si arriva ai master, ecco questa è la differenza e può portare veramente un popolo di persone. Se riusciamo a dare un qualcosa che faccia divertire, che coinvolga tutti, ed è semplicissimo alla fine dai bambini ai master, il prodotto funziona. Zaccaria, tu fai mountain bike, non fai strada si può dire, no? Ma il contatto con la natura ti piace in maniera esagerata in confronto a quello che può essere la strada? Sì, le gare si svolgono sempre in bei posti, in montagna spesso e è sempre bello. È sempre bello, vero? Luca, tu che sei un personal training, però abbiamo perso il rapporto con la natura, adesso per carità si fa palestra sotto quattro mura, io dico sempre, serve a fare, però l'aria aperta. Beh, sì, io consiglio comunque sempre, soprattutto visto le nostre belle zone qui attorno, abitassimo in centro a Milano potrei dire anche di no, perché lo smog e tutto, però qui attorno alle nostre colline, uscire in bici, andare a fare una corsa fuori, nei parchi, insomma, l'attività con i pesi per forza di cose magari si deve fare all'interno, però tutto quello che si può fare Cioè, voglio dire, fuori... se devo farmi una tartaruga è inutile che corro, posso fare 50.000 km ma non mi viene, tu dirai non ti viene neanche in palestra, però voglio dire, sono due cose diverse ma bisognerebbe discriminarle. Vabbè, non discriminarle, ma secondo me metterle No, assieme. discriminare nel senso che una cosa può valere per una pratica e un'altra per un'altra ancora. Certo che sì. Per cui ossigenazione, cervello, quindi vuol dire tanto. Sì, ma anche proprio il contatto
anche anti-stress che dà la natura rispetto a essere sempre dentro su quattro mura, insomma. Ed è per quello che questi amici qua, tra il mountain bike, tra i Sempre ciclocross, felici loro. sempre felici, hanno un rapporto con... Io ricordo che una volta la natura potevi toccare gli alberi, conoscevi la terra, oggi è tutto diventato sporco, occhio che te sporchi, occhio qua, occhio là. Insomma, cerchiamo di riabituarci che la madre natura, insomma, non è qualcosa che non si possa toccare, anzi, diciamoci la verità, più la tocchiamo e più ci rendiamo conto che Gaia, insomma, merita rispetto e quindi noi dobbiamo dargliene. Ma sicuramente adesso andiamo con i campionati italiani di ciclismo su strada, categoria juniores, con tanti ospiti, tante belle interviste e tanto pathos. Bene ha fatto Massimo Levorato e noi crediamo di appuntargli una medaglia a tutti coloro che ci mettono la faccia, i danè e soprattutto lo spirito di aggregazione, perché anche qua, insomma, juniores è una categoria da tenere in tanta considerazione, senza troppi eccessi, però una mise en place, un arrivo veramente che faceva ricordare gli arrivi importanti dei grandi giri e insomma da Abano Terme questa clip è molto deliziosa. Presidente, siamo qui ad Abano, insomma una bella giornata che è stata inaugurata con questa bella manifestazione. Insomma, un valore aggiunto, intanto parliamo di gente che, insomma, grazie alla federazione, grazie a questo sport trova una ragione di vita. Ma sinceramente avevo qualche perplessità e invece mi rendo conto che l'aver associato questa manifestazione al campionato italiano junior è stata una cosa sicuramente indovinata, anche perché ripeto, io è la prima volta che assisto a una manifestazione del genere che mi ha veramente soddisfatto in pieno, perché vedere questi 70-80 personaggi che quando li vedi per una prima volta, almeno io ero anche abbastanza preoccupato, perché dicevo ma fra qualche minuto verrà fuori qualche mucchio. Invece la manifestazione, prima di tutto sotto il profilo dell'interesse degli atleti, è stato eccezionale, perché sembravano veramente corridori che corrono su strada, eccetera. L'impegno, l'attaccamento al risultato è stata una cosa veramente eccezionale. Pierino Dainese, coorganizzatore di questa manifestazione, in pratica siete stati il preambolo ai campionati italiani juniores. Un arrivo decente, molto importante, credo che vi abbia fatto piacere, ma a noi ha fatto piacere vedere questi atleti che sono atleti al 100%. Sì, una cornice ideale anche per la nostra visibilità, questo accordo che abbiamo fatto grazie all'Ago Service, l'organizzatrice appunto, e ringrazio sempre il presidente Massimo Levorato, ci ha dato l'opportunità di avere una cornice ideale anche per la nostra disciplina, che comunque sempre ciclismo è, e partecipare appunto a una giornata importante a livello italiano come questa era il massimo per noi. Mi è venuto in mente, guardando queste belle biciclette che sono poi dei tricicli, che sembrano quasi delle macchine da Formula 1, farle partecipare in pista. Viene da sé, ho pensato subito a Zanardi, non avrebbe problemi perché quello si sa, gli piace veramente il rischio a tutti i costi, però potrebbe essere una disciplina che ben accompagnata potrebbe dare grandi risultati. Beh, non dico di no, Alessandro è sempre uno a cui le sfide non fanno paura, per cui magari ci sta già pensando mentre noi parliamo. Perché no? Ci abbiamo anche provato, poi sai, le difficoltà magari possono esserci. La tecnologia ci permette appunto di avere dei mezzi performanti e su strada, perché no? Magari si può pensare anche a una disciplina che potrebbe essere valida e soprattutto anche magari, non so, a qualche record dell'ora o qualcosa del genere. Io credo proprio di sì. Un'ultima domanda, bene ha fatto la federazione ad accorpare questa disciplina e far parte tutti della famiglia della Federazione Ciclista Italiana, è un valore aggiunto interessante, credo. Ma sicuramente, infatti l'idea è nata anche da Mario Penariol, che colgo l'occasione di ringraziare. Una giornata così, unendo diciamo mondo del paralimpico con i normodotati, cioè lo sport vince perché comunque non c'è distinzione, il ciclismo è, come hai detto, federazione ciclistica e quindi giornata importante. E dopo l'M Bike della mattina siamo con la gara che chiude la giornata epica di Abano Terme con la punzonatura
dedicata al campionato italiano, e vediamo gli juniores proprio con la World Service Brenta, oltre ad organizzare, mette in piazza gli atleti migliori per questa kermesse. Tutto è pronto, sono partiti, sono molti i corridori, 168, divisi per regioni e che arrivano un po' da tutte le parti d'Italia. Chilometro zero, quindi Massimo Levorato insieme al mitico Zandegù danno il via ufficiale a questa prova anzi a questo campionato italiano, abbiamo detto dedicato alle regioni. Ecco, una piccola polemica sarebbe quella che mi piacerebbe vedere tutte le casacche regione per regione, con su scritto Regione Veneto, Regione Liguria, Regione Lombardia, e invece così mi sembra più una gara riservata chiaramente alle società, e quindi mi viene da fare un ragionamento se poi dopo qua ci sarà i commissari tecnici regionali che dovranno dire la loro, oppure i direttori sportivi delle varie società. Tanto è vero che cominciamo già con la gara e qua siamo già sul tratto, diciamo così, più importante, più diciamo con l'asperità maggiore, targato altezza 101, dove gli atleti dovranno percorrerla tutte le volte che fanno i giri piccoli. Poi chiaramente questo è già l'ultimo giro, quello più lungo, dove si forma un drappello di corridori che saranno poi quelli che presumibilmente dovrebbero cercare la fuga di giornata giusta, però tanti scatti, tanti controscatti, però nulla mai di decisivo. Il fatto è che appunto sono tutti abbottonati, tutti controllano tutti, e quindi alla fine non vediamo assolutamente i big di giornata andare a vedere se riescono a fare la fuga importante. Intanto vediamo proprio Simone Bevilacqua della World Service Brenta, l'unico acuto di giornata, ed è quello che in qualche maniera sta cercando di portare i frutti maggiori, e dalle retrovie abbiamo visto già un 150 metri di vantaggio, non ci stanno, e alla rintuzzata ci vanno un po' tutti quanti, da Cristian Scaroni a Edoardo Francesco Faresin, anche lui della Pressix Mito Sport. E poi abbiamo Alan Giacomelli, Imerio Cima, Nicolas Nesi, Moreno Marchetti, che è anche un deputato alla vittoria finale, però certo è che crediamo che Bevilacqua stia cercando di fare l'assolo di giornata, perché avrà avuto anche ordini di scuderia di poter tentare, perlomeno tentare da questo momento, anche perché la gara è rimasta molto tiepida quasi per tutto l'intero percorso. Ma andremo a vedere cosa succederà alla rintuzzata. Vediamo questo corridore che cerca di riprendere il fuggitivo, ci pareva proprio Francesco Faresin, abbiamo visto anche Alan Giacomelli, Daniele Savini, Imerio Cima. In pratica questo è il terzetto che sta portando proprio alle porte di Abano. Vediamo proprio Cristian Scaroni ed Edoardo Francesco Faresin, questo un figlio d'arte, quasi conclusione per questa gara. Abbiamo visto che si è tutto risolto oramai quando mancavano veramente pochissime centinaia di metri, un allungo sempre del strepitoso Bevilacqua, che adesso cede, chiaramente ha tirato tutto come un dannato, ritenta la volata a 250 metri dall'arrivo e non ne ha più, ed è proprio Cristian Scaroni che tra tutti i litiganti vince lui. Bravissimo, un Bevilacqua Simone tantissimo, veramente bravo, non ci sono neanche più aggettivi. Edoardo Fasesin è terzo, poi seguono Alan Giacomelli, Daniele Savini, Cima, Nesi, Marchetti, Flaschi e Dalla Valle. Scaroni, le prime emozioni quali sono? Non ci posso più ancora credere che sono campione d'Italia, un'emozione mai provata in tutta la mia vita. Sinceramente non me l'aspettavo, perché all'ultimo chilometro eravamo un gruppo compatto, mi aspettavo una volata di gruppo, però io e Alan siamo usciti dal gruppo, siamo rientrati su quello della World Service e poi il volato è stato più veloce. Hai messo fuori Marchetti, Bevilacqua che giocavano in casa? Sapevamo che loro erano i favoriti, sapevamo dove potevano attaccare. Li abbiamo contrastati e oggi la Lombardia ha vinto. Felicissimo. Troppo, non riesco a credersi. Mister, allora oggi il Veneto vince come organizzazione, però un lombardo ci ha messo veramente i paletti fra le ruote.
una bellissima vittoria di Scaroni. Certamente logico che chi vince ha sempre ragione, però quello che mi rammarica è che ho visto una gara abbastanza piatta, non ho visto, diciamo, provare quelli che effettivamente avrebbero voluto provare per fare la gara dura. È venuta una gara di aspettativa che, pensando di risolvere tutto in volata, di fatto cosa è successo. Cos'è che si rammarica di più? Quali sono gli uomini che non l'hanno convinto? Ah no, ce n'è diversi in generale, perché così c'è questa tendenza in Italia a correre sempre, a aspettando che si muovono più veloci, altrimenti la gara non viene fatta. Comunque dai, va bene così. Presidente, allora, organizzativamente il Veneto oggi ha vinto, ha convinto tanta gente, forse Abano si aspettava una grande festa così. Anche Rino De Candido ha detto un po' rammaricato, troppe attese, si gioca troppo in difesa in questa ciclistica. Sono questi ragazzi che ti danno l'anima e hanno la soddisfazione di tenere alta la bandiera. Ha fatto un'intesa Simone che è quella di andare all'attacco, ha dato tutto, lui è un generoso, è un atleta di grande valore. È riuscito a fare anche lo sprint, ed arrivare secondo. Battuto da un atleta della Lombardia, una compagine tra le più forti, quindi noi piantiamo la bandierina e aspettiamo il campionato europeo. Hai lavorato tantissimo tutta la gara, ecco forse hai esagerato troppo perché se arrivavi un po' più fresco forse oggi raccontavamo un'altra gara. Sì, perché sono stato preso gli ultimi 400 metri, poi ho provato a fare la volata, però l'ho fatto dall'istituto e non avevo più forza. Però... Oggi non sei contento che comunque la Work, oltre ad avere una bella compagine, ha organizzato qualcosa di meraviglioso? Sì, ovvio, però sai, un regalo per Massimo anche per tutta la squadra che ci stava qua, perché anche tutta un'organizzazione fatta, penso che non ci sia un'organizzazione meglio di così. Poi volevo anche in casa organizzare la mia squadra e non potevo fare un regalo grandissimo, però ci sono quasi riuscito. Massimo è persona troppo elevata, di regali del genere basta metterli negli occhi e stringerli. Questo è il bello dello sport. È così. Abbiamo qui poi un autorevole campione del mondo che è venuto a dare una pacca sulla spalla. E allora, io vorrei subito, Zandegù, oltre alle canzoni, un po' di poesia, in questo caso ci va, la poesia del ciclismo che mette d'accordo tante migliaia di persone. Io devo dire che non potevo mancare a questo spettacolo di organizzazione, di competizione, bellissima gara, 4 corridori si sono contesi fino all'ultimo la vittoria, penso che ha vinto un Lombardo, secondo un Veneto. Questa è penso che sia la classifica migliore di questa grande gara. Angelo Montrone, assessore, insomma, oggi in questo momento è l'immagine che più aspettavo da Abano Terme, più aspettavo come risposta. Una Abano che per certi versi mi sembrava un po' in abbandono, oggi in questa maniera sta crescendo, lo sport ha portato una grande vitalità. Devo ringraziare il ciclismo, devo ringraziare la World Service per aver dato la possibilità veramente al nostro comune, alla nostra città di vivere una giornata splendida. Il culmine è stato appunto questo arrivo del campionato nazionale, veramente grandissima soddisfazione, grandissima gratificazione da parte di tutti, siamo stati onorati di aver ospitato una manifestazione così importante. A livelli di una tappa di Giro d'Italia si può dire? Sì, a livelli di una tappa di Giro d'Italia era quello che diceva Massimo Levorato quando mi ha portato su per il percorso, vedere tanta gente a quota 101 veramente da brividi. Grazie a voi. Grazie a lei. E ben rientrati in studio dopo questo bel servizio targato Alessandra Gazzola da Abano. Insomma, ti uso parecchio Paolo, chi organizza spende tanti soldi. Io dico tante volte che bisogna avere rispetto per gli organizzatori, perché ci sono organizzatori che potrebbero andare la domenica, andare chissà, anche con le possibilità economiche che hanno di fare altro. E invece se si dedicano vuol dire che hanno una marcia in più, secondo me sono dei modelli da dover proseguire. Ma sicuramente chi organizza nel 90% dei casi primaria è la passione, diversamente ormai non lo faresti più. Non deve pensare più di tanto il presidente della società alle responsabilità perché sono infinite. E ecco che il fatto di aspettarsi un aiuto anche
dalle altre componenti è basilare e dovrebbe essere poi una sorta di mutuo soccorso che nasce anche fra società, perché ci sono tantissime società che vivono da parassiti, si può dire tranquillamente. Certo. Sono i primi magari pronti a criticare, quando invece bisognerebbe cominciare a ringraziare. Dice una cosa, basterebbe grazie, semplicemente grazie Massimo, grazie Paolo, grazie a coloro che organizzano, basterebbe dire grazie, ne siamo riconoscenti, perché c'è anche bisogno di bon ton, di buona educazione nel ciclismo. Ma sicuramente sì, a volte basta la classica pacca sulla spalla o vedere comunque uno spirito di collaborazione, rispettare certe gare, capire che i calendari si possono ragionare, non sovrapporsi. C'è spazio ancora per crescere su tutto. Certo, andiamo invece alla V-Cup, poi tra poco manderemo Polsa, così tanto tra mountain bike. Voi la gara la fate il 12 di luglio? 12 luglio. Allora siete già tutto pronto. Allora, la gente che deve venire a Crespadoro, cosa deve fare? Tanto prende la macchina. Per la macchina niente, deve prendere poi prima di tutto la strada provinciale del Chiampo. Siamo l'ultimo comune in fondo alle vallate del Chiampo, praticamente appena sotto le montagne ci siamo noi. E quindi sarà un immergersi anche là nella natura? Esatto, molto del tracciato è proprio montano, si vede proprio l'ambiente, l'altra vallata dall'alto, si vede tutta una panoramica diversa. È vero che in ogni comune noi abbiamo assistito, insomma, ci credono molto, la domenica proprio si piazzano a festa. Sì, lì proprio si vede le famiglie che escono lungo la strada dove c'è la possibilità di campeggio, si mettono lì, cucinano, si trova sempre molta più gente che gira con le mountain bike sui percorsi di montagna, si vede un ripopolamento della montagna. Avete già un'idea di quanti iscritti avete, Cristian? Guardando le gare precedenti abbiamo fatto sulle 300 bici a Montebello, siamo arrivati alle 150 di Brandola. Adesso spererei di arrivare su questi numeri anche sulla mia. Beh certo, poi dopo ognuno, sai, il record fa anche piacere, no? In qualche maniera. Luca, allora, c'è la tua clip. Tu oggi di cosa tratti? Cosa tratterai? Della tua famosa tartaruga. La tartaruga. In particolar modo, più che della tartaruga, del core, che è un insieme di muscoli, insomma, della parte centrale del corpo. Se uno che ha la mia età vorrebbe smaltire la pancetta, perché sai, insomma, ce l'abbiamo, cosa deve fare? Allora, ci sono tante cose da fare, da partire da una buona alimentazione, che è la norma generale per tutti, e quindi un mangiare sano e nutriente aiuta comunque a perdere il grasso, anche perché il problema della pancetta sottintende altre problematiche più gravi solitamente. Certo. Quella più famosa, ormai conclamata, è la sindrome metabolica, quindi bisogna stare attenti, cioè non è solo il fatto di essere esteticamente non sui canoni, può nascondere dei problemi seri. Può nascondere dei problemi seri. Quindi quella va comunque eliminata, non magari con la classica tartaruga, ma avere comunque delle misure consone, con un allenamento mirato, quindi comunque con allenamento aerobico per cercare di bruciare il grasso, e quindi va benissimo la camminata, la bici, e poi con gli esercizi per la tonificazione in palestra e per aumentare quella che è la massa muscolare, quindi per bruciare di più. Mandiamo via la tua clip. Mandiamo la clip. Uno degli errori più frequenti nei ciclisti è quello di concentrare il rafforzamento muscolare solo negli arti inferiori, dimenticandosi totalmente del resto, in particolar modo del core, cioè quella parte centrale del corpo che comprende i muscoli addominali, pavimento pelvico, glutei, quadrato dei lombi e gli erettori spinali. Un'ottima stabilità di questa zona consente una migliore applicazione della forza, un miglior comfort in sella, riducendo quei fastidiosi e frequenti dolori alla schiena, poiché una muscolatura ben allenata ridurrà l'affaticamento e l'effetto delle vibrazioni. Consiglio quindi, oltre alla regolazione biomeccanica della bici, una valutazione funzionale e posturale effettuata da un fisioterapista o un personal trainer esperto per ottenere il miglior assetto corporeo. Vi ringrazio, alla prossima! E ringrazio amici di Sketch per rientrati. Tra poco mandiamo la gara di Polsa, campionati italiani giovanili. Allora,
Intanto il resoconto, sei stato soddisfatto? Tu mi hai detto che poi dopo sentiremo anche il titolare di questo bel appezzamento di terreno. Hai avuto un grande piacere, lui ha aperto le porte di casa sua. Sicuramente sì, per noi è stato un ritorno sull'altopiano di Brentonico e questa volta abbiamo trovato veramente un'ospitalità, una collaborazione che non pensavo. È un anno che lavoriamo sul percorso e il percorso è nato anche in funzione di entrare nella palestra a cielo aperto. Si parlava prima di sport in palestra, la nostra palestra è quella, è un percorso pensato e ragionato soprattutto per i giovani per insegnare loro la tecnica, perché devono comunque i più giovani, in questo caso erano i 13-16 anni in gara in polsa, devono acquisire la tecnica perché è l'età per acquisire questo, le tabelle, c'è tempo e si stuferanno dopo. E qui si sono messi a disposizione, cioè, era una logistica veramente che 20 anni di organizzazione non mi è mai capitata, perché in 200 metri c'era l'albergo, il ristorante, certo, il bar, le docce, il lavaggio bici, il percorso di 3,2 km che in realtà è in un pezzo di terreno che sarà 600 metri per 600, 700. C'è stato qualcuno che ha detto che bei posti, insomma, mi viene in mente dalla Sardegna, dalla Sicilia, insomma, dalla Puglia, c'erano tutti presenti le regioni. No, sicuramente sì, è stato un successo di partecipazione perché c'erano comunque 17 comitati su 21 presenti, c'era dalla Sicilia, c'era dalla Sardegna, un po' tutta Italia è arrivata e hanno apprezzato proprio la comodità, cioè il fatto di arrivare, parcheggiare, non doversi più muovere, e anche per chi andava a vedere la gara, che siano stati gli accompagnatori, che siano stati spettatori locali che arrivavano, la comunità era proprio quella dei spostamenti di 100-200 metri e vederli 2, 3, 4 volte sul percorso. Andiamo via con le immagini con Polsa, gara nazionale giovanili, e quindi Gianni Del Santo, Alessandra Gazzola e io dormivo in camper, mi spiace. Finalmente si parte, Polsa di Brentonico, 22esimo Grand Prix Carraro, seconda prova Coppa Italia. Immagini queste che, chiamatemi anche pirla, però sono immagini che a me non soltanto commuovono, ma mi danno quell'adrenalina nel commentare una gara riservata ai giovani. Oggi dei giovani si parla tanto, ma ci si occupa molto, ma molto poco. Bravo Paolo Garniga, bravo al team Carraro e bravi soprattutto a tutti gli atleti e le famiglie che sono venuti forse in un posto tra i più belli del mondo, vale a dire il Trentino. La gara è cominciata, questo è il team relay. Il sabato, in pratica una sorta di staffetta 4%, un circuito di 3 km e 200 metri, si percorre ogni giro un atleta, nel computo della squadra c'è un atleta donna e 3 maschietti. Adesso vediamo ancora il Trentino che dà il cambio, un Veneto che in questo momento è quinto in classifica, quindi tanto dovrà fare l'atleta appunto dei Veneti. Lo vediamo in questo momento, tra poco lo vedremo ancora meglio, ma d'altronde si sa, queste sono gare. È partito in quinta posizione l'esponente del Veneto e vedremo cosa riuscirà a fare, se riuscirà a diciamo così, andare in podio. Ricordiamoci Olin, Tovo, Faoro e Raizzaro. Per quanto concerne invece il Piemonte è Xillo Edoardo, Damiano, Tulino, Avonetto, ed è lui proprio Xillo Edoardo con Damiano Andrea, Tulino Federica e Avondetto Simone che si aggiudicano questa speciale classifica. Al secondo il Trentino 1 con Uez Borghesi dei Campi e Toccoli. E grande è stato Ceolin Federico insieme a Tovo, Faoro e Raizzaro ad occupare la terza piazza di questa prima gara, Team Relay. Gara riservata alle donne allieve primo e secondo anno, tanto per citare alcuni nomi. Nel secondo anno abbiamo Sara Casasola, la Ele Costa, Nadine, Tovo, Marica. Per quanto riguarda invece le ragazze al primo anno abbiamo Specia Giada, Pagotto Gaia, Stirano Martina, Sordello Elisa. Sono queste le papabili alla vittoria finale, mentre in questo momento abbiamo visto partire proprio le ragazze al primo anno, mentre il plotone capitanato in pratica dalla Casasola è già abbastanza avanti. Tanto vediamo già dalle prime battute
quello che sta facendo la Sara Casasola, la vediamo in questa diciamo così, doppia gincana con curva e controcurva, con quale peripezia riesce ad ammaestrare queste curve, seguita da Marika Tovo e Elle Costa Nadine. Intanto queste sono del primo gruppo, vale a dire le allieve al secondo anno. Vediamo con il dorsale 122, vediamo già, sono le solite note, un po' quelle che poi ci dovranno in qualche maniera giocare le fasi finali di questa gara, ed è le Coste Nadine, che mi pare che in questo momento sia in quarta posizione, mentre tra poco attendiamo con il 138, mentre vediamo ancora questa bella pedalata campestre. Siamo già all'interno del circuito che per l'occasione è stato veramente strapolato dagli organizzatori. Ancora abbiamo visto la Eichner Christine, la Stirano, la Pagotto, queste sono atlete del primo anno. Ancora Ilaria Pola con il dorsale 130, abbiamo visto Allocca Fiorile, intanto ho visto anche la Critelli, ma dovrà vedersela con Marika Tova e anche le Costa Nadine del Lorenzen Ride. Qua Trentini insomma vanno molto bene, vediamo la signora in campionessa italiana anche di ciclocross, Casasola Sara, che vince su Marika Tovo e le Costa Nadine. La vediamo al terzo posto con il 132. Invece per quanto riguarda le ragazze del secondo anno, cioè del primo anno, abbiamo visto Marinelli Camilla, Sordello Elisa e Polo Ilaria al terzo posto. Questo è il componimento, e intanto un plauso a questa ragazza che arriva con una ruota sola, poverina, un applauso a lei. Andiamo adesso con il podio esordienti al secondo anno, vediamo a Letizia Montanelli su Palumber Greta e Giulia Maria Graf che si attesta al terzo posto. Per quanto concerne invece le ragazze esordienti al primo anno, si aggiudica la competizione Marta Zanga, Margaret Croce al secondo posto e Alessandra Piccolo al terzo posto. Immagini che ci riportano a Polsa di Brentonico con la gara dedicata agli esordienti maschi primo e secondo anno, tanti atleti, un bel vedere, veramente emozionante, non soltanto commentare ma essere stati lì a Polsa di Brentonico in questo piccolo paradiso terrestre per godersi una giornata veramente fuori dagli schemi. È un riappropriarsi della natura e anche e soprattutto della bellezza dello sport di chi lo pratica. In questo caso vediamo già nelle prime tornate, in queste curve e controcurve, nella parte cittadina di Polsa, abbiamo visto un Emanuele Uez concentratissimo, seguito da Vittone Andreas Emanuele della Cicli Lucchini. Dietro subito Dario Cherchi. Per quanto invece concerne, intanto vediamo anche qua un altro trio con Mignaroli, Chiandussi e Kerschbauer, e poi abbiamo con il maschile al primo anno Viscardi, Motta, Torciani, poi abbiamo Minguzzi, Trincheri. Questo è il componimento, mentre stiamo nella parte rurale, nella parte proprio campestre di questa gara dedicata agli esordienti primo anno. Abbiamo visto anche Vignarioli, poi ancora Torcianti, e qua con il dorsale 196 era Zambelli, questo è un allievo, scusate, un esordiente al secondo anno, già più grandicello. Comunque ottimo Michele Chiandussi, lo ricorderete tutti, io lo ricordo in maniera particolare, si infortunò proprio mi pare in una gara del Trofeo Triveneto poco prima dei campionati italiani, e insomma lui duro come gli uomini duri e puri, insomma si tolse il gesso e partecipò anche ai campionati italiani piazzandosi molto bene, un grande atleta. Una piccola caduta per questo atleta, nulla di male, sono queste le situazioni un po' diciamo così più ostiche, più arcigne, ma vediamo con quale piglio lo prendono questi corridori. Abbiamo visto anche Riccardo Corradi, molto bravo in questa fase, intanto siamo già nelle fasi finali. Il grande Emanuele Uez si aggiudica questa competizione dietro a Vittone Andreas Emanuele della Cicli Lucchini, per quanto riguarda invece la Tettamanti Bike Solution e la squadra di Uez. A terzo posto Cherchi Dario della Bici Camogli,
poi si attesta Vignaroli e Chiandussi al quinto posto. Bravo Chiandussi, lui è un ottimo ciclocrossista, lo vediamo adesso, sta crescendo molto bene. Per quanto riguarda invece la categoria esordienti maschile al primo anno, man mano vediamo ancora dei ragazzi del secondo anno, si attesta in prima posizione proprio Giulio Viscardi, che vince su Motta Alessandro e Wojciech Benjamin del PGA's Raifenen. Altra gara di giornata, chiude in pratica la giornata di Polsa, la 2 giorni di Polsa, la gara regina, la gara degli allievi primo e secondo anno. Qua c'è da divertirsi, qua veramente cominciamo a vedere dei ragazzi che vanno via, come si dice, come delle moto. Questi sono allievi al secondo e primo anno, non hanno paura di nulla, non hanno certo timori reverenziali, è uno spettacolo nello spettacolo. Vediamo già medie alte, qua abbiamo tanti bei corridori dal Piemonte con Xillo, col Friuli con Brancati, poi abbiamo la Lombardia 1 con Zanotti, poi abbiamo ancora la Lombardia sempre con Cucchi. Per quanto riguarda gli allievi al primo anno, anche qua Trento, Piemonte, Bolzano, Valle d'Aosta, Lazio 1, Lombardia, insomma tantissime le società pensate, Sicilia, Trento, Marche, Basilicate, Liguria, Sicilia, mamma mia, bravi gli organizzatori. Una kermessa tutta qua sulla parte del falsopiano che immette all'arrivo, questa è una discesa molto pericolosa, molto tecnica, guardate con che piglio i corridori l'aggrediscono, veramente la mordono, si può dire che dragano proprio la strada, proprio arano i viali di questa bella giornata, i viali di queste colline, di questa montagna, di Polsa, di Brentonico. Bella giornata, veramente sono stato contento di aver partecipato in prima persona, guardate con quale maestria scendono tutti quanti i migliori. Abbiamo visto Zaccaria Toccoli, pensate, lui è un allievo al primo anno e sta competendo alla grande contro Edoardo Xillo, che è del Piemonte veramente un grande, pensate, è partito con 2 minuti di ritardo e sta già recuperando il gap, è quasi là, è tra i migliori, arriverà sicuramente tra i primi, tra le top 10 dei primi 10 assoluti. Ma andiamo ancora a vedere Avondetto Simone della Break Bike del Piemonte, ottima anche la sua pedalata, e andiamo ancora a vedere questi atleti che man mano sfilano sulle parti che appaiono meno impegnative. Ancora Zaccaria Toccoli, ma abbiamo visto proprio Edoardo Xillo con il dorsale numero 1, mentre con il dorsale numero 2 lo vediamo in questo momento, è leggermente attardato, ed è Yuri Zanotti. Questa è una leggera pendenza con ancora Xillo Edoardo, che sta andando alla stragrande e veramente ha dominato dal primo momento fino adesso. Potrebbe temere soltanto veramente Zaccaria Toccoli, che pur partendo 2 minuti dopo e pur essendo di un anno più giovane riesce ad aumentare e a smulinare pedalate incredibili e lo stanno portando vicinissimo veramente ai big. Lo vediamo adesso Zaccaria Toccoli con questa bella pedalata, è furbo questo ragazzo, sa esattamente cosa vuol dire pedalare e sa cosa vuol dire fare il mountain bike. Come Zaccaria Toccoli a Villa Lagarino lo scorso anno ha fatto un'apparizione nel trofeo di ciclocross e insomma ha sbaraccato tutti, ha vinto, un grande fenomeno. Ancora bella la pedalata di Edoardo Xillo, che oramai si invola quasi a vittoria certa, mai dire mai, perché il mountain bike è un po' come il ciclocross, succede un piccolo scatta, va via la catena, si buca, insomma, anche se hai un bel momento di vantaggio puoi anche perdere. Abbiamo visto ancora Brancati Alberto, ottimo secondo negli allievi al secondo anno. Zaccaria Toccoli in questo momento è quarto assoluto, davanti a lui c'è soltanto Yuri Zanotto, pensate, li ha randellati tutti, li ha presi uno per uno, 15, quindi abbiamo visto Taffarel, Zanotti, ma è lì in quinta posizione in questo momento è Zaccaria Toccoli, quinto assoluto, primo nella maniera più certa per quanto riguarda gli allievi al primo anno. Fasi conclusive di gara, fasi veramente che portano oramai al concreto vincitore di questa prova di Coppa Italia. Tanto vediamo ancora questa pedalata e si tratta con il dorsale numero 30, l'abbiamo appena visto, abbiamo visto anche Sartorello e Galli con il 14, ancora altri atleti che sfilano prima della conclusione finale, sono i più attardati questi. Ancora questo atleta, vediamo subito dietro con il dorsale numero 11 è Masoni Simone, abbiamo visto prima Cucchi e poi Taffarel,
ancora Xillo che oramai sta facendo gara a sé stante, il ragazzo del Piemonte, e quindi dietro ha soltanto più Brancati e Zanotti, ma leggermente attardati. Eccolo qua, questo signori è Zaccaria Toccoli, guardate con quale facilità pedala su questo declivio e soprattutto con quale facilità riesce a imprimere una certa potenza, è agile come rapporto, ma sa come prendere le curve, sa dosare le forze, e insomma questo è il panorama che possiamo vedere a Polsa di Brentonico Camping Polsa, e qua soprattutto Edoardo Xillo in una ruota sola, in impennati. Il ragazzo del Piemonte vince su un grandissimo Alberto Brancati che giustamente gioisce della Caprivei. Al terzo posto vediamo Yuri Zanotti del team Spreafico Velo Plus, e signori, chapeau, alziamoci tutti in piedi, e lui con una gamba sola è il signor Zaccaria Toccoli, vince quarto assoluto su Avondetto Simone del Bike Pink, terzo è Albert Hannes del Tiroler Radler Bozey, e man mano sfilano tutti piazzati. Andiamo a ricordarli, signorino Vassonei, bravo Zaccaria, Mario per quanto riguarda invece al secondo anno Taffarel, Cucchi, Masoni, Plainker, Sardino. Bellissima gara, complimenti agli organizzatori, ma soprattutto diamo il microfono assolutamente a colui che ha reso possibile tutto questo, e quindi sicuramente una intervista più che doverosa al padrone di casa. Allora, signor Luciano, insomma, parliamo di ciclismo, ma qua parliamo di una terra che per bellezza possiamo dire terra estrema. Lei è proprietario di questa vallata, una vallata che mi pare che racconti la storia del turismo 360 giorni all'anno. Sì, è un territorio della catena del Monte Baldo, vicino al lago di Garda, e ha quell'aspetto del microclima. Si trova su una quota di 1300 metri e fa sia la stagione estiva che la stagione invernale. Noi, proprio per la caratteristica della montagna, puntiamo molto sullo sport giovanile per i ragazzi, e andiamo dalla bicicletta al calcio al tennis, dove si esercita nel periodo estivo questa attività. Mentre l'inverno facciamo tanto sport sci per le scuole, sia scuole italiane sia scuole straniere, dell'Inghilterra, della Scozia, tutta la gente che può venire qua e degli extra. È difficile trovare a quota 1300 metri delle situazioni come queste, con impianti di risalita, abbiamo visto dei cannoni sparaneve, cioè quindi la vocazione al turismo paga alla fine se si sa fare. Ma senza turismo anche qua da noi faremo ben poco, in questi momenti di crisi veramente c'è da preoccuparsi. E io intanto ringrazio e saluto Alessandro, Nicola e Marco, il papà di Zaccaria Toccoli. Zaccaria, ma tu sei al primo anno allievo, sei arrivato là con quelli che sono prima di te di 2 minuti. Sì. Sei un fenomeno. Sempre te lo dico, io giocavo al calcio, e quando si giocava, io ero del 58 e si giocava con la categoria del 59, quelli del 58 vincevano facile, perché un anno la vostra età è molto importante. Poi lo voglio sentire anche da Luca, ma anche da Paolo. Insomma, sei stato notevole. Sì, sono andato più forte del solito, ho preso molti più allievi il primo giro e poi ho avuto strada libera e ho potuto andare a prenderli piano piano. Io strabuzzavo gli occhi, quarto assoluto. Col terzo lì vicino anche. Incredibile. Ma fai poco ciclocross, perché anche nel ciclocross quando vai sbreghi. Ciclocross ho fatto poco quest'anno perché volevo riposarmi per la stagione. Prossimo anno non ci pensi di fare qualche apparizione in più? Beh, cominci a essere il personaggino, hai capito? Non è... Cioè, quando ti dico c'è Zaccaria Toccoli, la gente... No, è vero Paolo, è un po' un personaggio, sarebbe bello spenderselo, insomma, in qualche modo, con le giuste dimensioni, con le giuste proporzioni. Un personaggino, un campioncino, è presto per dirlo. No, assolutamente. Lui lo sa, ogni gara è anche brutto, però è giusto ricordarglielo che quello fatto fino adesso comunque conta poco. Ti dà soddisfazioni, ti dà motivazioni, ma è dai 18 anni in poi che bisogna dimostrare. Il fatto di non fare il ciclocross è proprio anche un ragionamento, tanto lui multidisciplina la fa comunque, perché poi in fase di allenamento lui fa trial, fa comunque strada, fa comunque il mountain bike. Bisogna metterli in condizioni di respirare, di tirare un po' i remi in barca, di fare qualcos'altro, di andare a nuotare, di fare palestra, di andare a fare sci da fondo, perciò ecco,
la società che sa ragionare e che trova la condivisione nell'atleta su questo è molto più probabile che se lo ritrovi a 18 anni che effettivamente ha dei numeri e li tira E fuori. i genitori che possono capire che il campione è orfano, nel senso, voglio dire, se ce l'ha, ma un anno all'altro è spaventosa la differenza, Luca. In età di sviluppo sì, nel senso che comunque le maturazioni degli atleti, dei giovani comunque non sono mai tutti uguali e quindi di conseguenza abbiamo diverse tipologie di maturazioni, di preparazione e le differenze di età sono enormi. Qui non si può pretendere neanche di stressare, perché mi viene neanche in mente psicologicamente di non stressare troppo sti giovani. Io parto sempre dal fatto che almeno fino ai 18 anni devono divertirsi, Come lo sport deve essere un divertimento, poi i risultati arrivano, certo bisogna mettere in condizione gli atleti di arrivarci ai risultati, ma deve essere sempre comunque un divertimento e c'è la necessità di provare più sport, perché o si innamora del primo sport che si prova, altrimenti comunque qualcuno può nascere un campione su un altro sport rispetto a quello che ha scelto all'inizio. Bene, Cristian Tezza, tu che ti stai approdando, tra poco farai la tua gara appunto a Crespa d'Oro, io ti lancerei una clip sulla Gran Fondo Città di Teramo. Le Gran Fondo, insomma, in qualche maniera comprendono un po' il trend delle vostre gare, chiaro, quelli vanno su strada, però ho visto tanti stradisti che fanno anche tanto mountain bike, insomma non lo disdegnano assolutamente. No, già dall'ultima gara a Brendola, uno dei primi corridori che è arrivato davanti praticava ciclismo su strada, prego. Adesso... può essere anche una nuova carriera, diciamo tra virgolette, Esatto. un passatempo che su strada non ce la fai più, invece sul mountain bike, siccome si gira su un'ora, puoi aggregare più forze possibili e fare la tua bella figura. Quindi andiamo con il sesta Gran Fondo Città di Teramo. Grazie a Zappacenere, quindi vuol dire questo Atlantiche dei Video Service. Porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensivi, chiusure tagliafuoco. FIS, la qualità e le eccellenze di un marchio prestigioso. FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. I radiocomandi RAM Device sono progettati con elettronica digitale di ultima generazione, a basso consumo ed altissima affidabilità nel tempo anche in caso di urti o cadute accidentali. A RAM Device i controlli di sicurezza sono affidati a microprocessori in costante comparazione reciproca. Codice univoco di codifica e sofisticati controlli digitali dei dati trasmessi con protocolli di trasmissioni brevettate che conferiscono al radiocomando una sicurezza superiore alle più severe normative internazionali. I radiocomandi RAM Device sono insuperati per designer ed ergonomicità. RAM Device, radiocomandi industriali utilizzati per gru, carroponti, mezzi idraulici, cingolati ed automazione di ogni genere. RAM Device, impulsi d'autore. Good morning, I'm Björn Lökemas. I'm
Sta per andare in scena la sesta edizione della Gran Fondo Città di Teramo, quella che ormai è una classica del calendario abruzzese per quanto riguarda le categorie master. E il sindaco di Teramo, Maurizio Brocchi, assieme all'assessore regionale al turismo, ad abbassare la bandierina del via a questa corsa. Si parte e si arriva nel cuore di Teramo, si attraversano luoghi di assoluta bellezza ai piedi del Gran Sasso, un territorio ricco di verde e di storia. Il comitato organizzatore della Gran Fondo ha altresì deciso di istituire un trofeo alla memoria di Lucio De Marcellis, grande appassionato di ciclismo e di escursionismo. Il trofeo sarà assegnato a chi transiterà per primo sul Gran Premio della Montagna posto a Piane Roseto, quindi un motivo in più per dare battaglia sin dalle prime fasi di corsa per aggiudicarsi il GPM di Piane Roseto in ricordo di Lucio De Marcellis. Attacca, lo vedete bene in questa fase, eccoci anche dalle immagini dalla moto. Fantini fa subito una gara impegnativa, appena dopo 12 km di corsa prova ad evadere Alessandro Fantini. E nel frattempo, mentre risaliamo, incontriamo anche il responsabile dell'Axi Emiliano Borgna, che ha voluto sottolineare la sua presenza, la sua vicinanza di tutto il movimento dell'Axi a Raffaele Di Giovanni, che con il suo staff organizza per ormai 6 anni questa importante Gran Fondo. Nel frattempo qualcosa si muove sulla corsa, vediamo Cristian Pazzini delle Frecce Rosse Rimini a forzare l'andatura, Alessandro Fantini che porta quest'oggi sulle strade del Teramano la nostra onboard camera, si porta la sua ruota, alle sue spalle resiste soltanto Stefano Borghese della CFT Cycling Team. Abbiamo pertanto 3 uomini al comando, con i 4, erano in 7 in precedenza, ad inseguire. La nostra moto nel frattempo continua a risalire i tanti partecipanti alla Gran Fondo Città di Teramo, uno spettacolare passaggio in questo bosco, e andiamo ad incontrare la brava Maria Laura Svampa della Melania OMM Carrera Podium, che appena una settimana fa ha conquistato un 3° posto assoluto nella Gran Fondo Internazionale Città di Fara in Sabina Time, prova del Pedalatium, un circuito amatoriale che racchiude le più importanti manifestazioni granfondistiche nella regione dell'Aquila. Testa della corsa adesso, andiamo a conoscere meglio gli uomini al comando. Cristian Pazzini fino al 2011 giocava a calcio, era un portiere, poi un problema alla retina lo ha costretto ad abbandonare il calcio, scoprendo una grandissima passione per il ciclismo. Ha acquistato la sua prima bici da corsa nel 2011 e ha disputato le prime Gran Fondo nel 2012. Siamo ormai in vista della divisione dei percorsi, ancora sulla testa della corsa con il terzetto, sempre inquadrato dalla onboard camera. Stiamo seguendo proprio la fase in cui gli atleti incontrano la divisione dei percorsi. La testa della corsa continua quindi a pedalare bene in questa fase. Noi adesso siamo alla divisione del percorso anche con gli atleti che inseguono. Alcuni optano ovviamente per il lungo, altri ovviamente per il corto. Noi faremo passare adesso tanti atleti per dare anche la possibilità di percepire quali sono e quanti sono gli atleti che optano per i vari percorsi. A giocarsi la vittoria saranno proprio gli abruzzesi Fantini e Borghese, che sono stati rivali ed amici da dilettanti quando correvano entrambi in formazioni toscane. Ma attenzione all'attacco di Fantini, che adesso prende decisamente la testa della corsa. Siamo nel tratto finale, ormai imminente l'ingresso nel rettilineo conclusivo. Davvero una bella progressione quella di Alessandro Fantini della Melania OMM, che vede in fondo a questo rettilineo il traguardo con lo striscione giallo che segnala la fine del percorso medio. Alessandro Fantini, Melania OMM, vince il percorso medio della Gran Fondo di Teramo davanti a Stefano Borghese della CF Cycling Team, terzo Cristian Pazzini delle Frecce Rosse Rimini, quarto Stefano Colagè della Bike Emotion, quinto Luca Pizzi della Ciclopazzi. Torniamo in gara sul lungo, che nel frattempo sta costeggiando il santuario di San Gabriele della Dolorata, uno dei luoghi più suggestivi dell'intera regione Abruzzo. In 3 invece gli uomini al comando: Gabriele Centorame del team Go Fast, Alessandro Nanni della Astem e Domenico Rosini sempre della Melania, che quindi ha trovato le forze dopo essere stato
raggiunto di comunque seguire la testa della corsa. Adesso però attenzione all'attacco di Centorame e Nanni. Rosini sembra un po' in difficoltà in questa fase, per lui ricordiamo tanti chilometri, solitario al comando, e ci sembra anche giusto e ci sembra anche normale che paghi lo sforzo a questo punto, perché gli altri due che sono davanti sono stati ben più coperti. Vedete qualche principio di crampi per Rosini, che adesso sta per essere raggiunto. Ci stiamo per portare sulla testa della corsa, siamo all'ingresso del centro abitato di Teramo e con una bellissima azione da finisher Centorame ha allungato su Nanni, adesso in testa alla corsa, mancano davvero poche centinaia di metri alla conclusione, siamo sul traguardo e Gabriele Centorame è già entrato nel centro storico di Teramo, seguito da Gaetano Gazzoli del servizio di radioinformazione in corsa. Per quanto riguarda il team Capodarco, ancora al comando Gabriele Centorame del team Go Fast, si volta a controllare nuovamente la situazione, ma il suo vantaggio adesso è segnalato nell'ordine dei 10 secondi ed è in aumento. Davvero una bella prova quella di Centorame, che è uscito con una bella azione da finisher e adesso sta per cogliere il successo. Eccolo nel rettilineo finale Gabriele Centorame, team Go Fast, per lui il successo nella Gran Fondo Città di Teramo, percorso lungo 138 km, 2400 metri di dislivello per giungere nel centro di Teramo, dove può finalmente alzare le braccia al cielo in segno di successo. Gabriele Centorame conquista la vittoria del team Go Fast davanti ad Alessandro Nanni del Astem e in terza posizione Sirio Sistarelli della Melania OMN. Ben rientrati in studio, amici di Sketch. Preparatevi, settimana prossima un bel servizio da Dosson di Casier con Sartoretto in prima fila per questa gara dedicata alle donne esordienti e donne allieve, quindi questa settimana ci sarà veramente un bel reportage da quel di Dosson di Casier, targato Gianni Dal Santo. Paolo, siamo proprio in chiusura. A livello di multidisciplinarietà si parla molto e cominciamo adesso a vedere che l'ovetto si sta spaccando e cominciano ad aver cambiato anche modo di pensare anche ad alti livelli. Anche Cassani sta cercando di dimostrare che la multidisciplinarietà può consegnare comunque degli atleti più completi. È la strada giusta, no? È la strada giusta, finalmente la stiamo percorrendo. Il fuoristrada si presta molto di più per mentalità, perché comunque mette in condizioni di fare uno e l'altro e dobbiamo partire dalla base. Cioè, quando si riuscirà a fare questo con i giovanissimi senza la paura di perderli, perché sono le stesse società che dicono no, fuoristrada no perché lo perdo dalla strada, ma non è così, cioè, tranquillamente possono fare uno e l'altro, devono crescere in questo caso le gare fuoristrada, le abbiamo normate, c'è stato sicuramente un rapporto molto importante fra commissione fuoristrada e commissione giovanile, è stato normato un po' il tutto e vedo le cose cambiare molto velocemente. Paolo, una domanda che forse è un po' delicata, però io ho interessato tanti, uno era Federico Zurlo che era un ciclocrossista veramente importante, ma tanti altri che avrebbero voluto continuare oppure prendersi una dimensione. E quando è che arriveremo a dare un'opportunità di guadagno, tra virgolette, a degli atleti che vogliono fare della multidisciplinarietà una ragion di vita, anche di mestiere? Mi viene in mente Zaccaria Toccoli, un domani potrebbe fare il biker veramente importante a livelli di Marco Aurelio Fontana, ma ci vanno anche un po' di garanzie. Non voglio parlare di campus a livelli stratosferici come gli USA, però bisognerebbe cercare di dare una mano d'aiuto a questi che hanno dei talenti. Adesso il grande lavoro va fatto, cioè i giovani la base l'abbiamo creata, perché era una piramide quella fuoristrada nata sui master sostanzialmente, su qualche ex professionista che arrivava e tirava avanti qualche anno. Adesso la base è fatta di giovani finalmente. Il lavoro grosso è da fare da adesso in poi è quello di creare dirigenti e tecnici con mentalità diverse, con ragionamenti diversi e che sappiano trovare delle opportunità a tutti questi ragazzi che si approcciano e che stanno andando forte, perché tecnicamente vedo fare adesso agli esordenti allievi delle cose che tanti nostri elite non riescono a fare. Cosa desideresti a fare tu? Non so, Marco Aurelio Fontana vorresti essere un domani? Speriamo. È un po' il faro lui, no? Cosa vedi in Marco Aurelio? È un bellissimo atleta, è famoso, è conosciuto da tutti, è il nostro idolo, l'idolo dei giovani.
C'è anche Gioele Bertolini che si sta avvicinando un po'. Anche Bertolini va forte, lo conoscono tutti e il bello è che alle gare puoi parlarci assieme e tutti lo conoscono. È il bello che le gare si può parlare assieme, guarda che hai detto una cosa che è straordinaria, sembra una cazzata ma è così, cioè perché si prestano molto. Io dico che il mountain bike si avvicina molto al moto mondiale come immagine, nel senso che sono dei veri e propri miti questi qua, insomma, per voi. Io so che poi dopo voi quando ci sono le gare li guardate esattamente cosa fanno, cosa non fanno. Cos'è che cerchi di rubare a uno come Marco Aurelio? Le curve? Sì, anche tutte le piccole cose. Ma quando vai in discesa non hai paura? Avevi paura? Come hai fatto a vincere le paure? Avevo paura, ma poi con l'esperienza sai come cavartela e ti tiri giù. E quando vai per strada sei più sicuro anche, no? Sì, sì. Riesci a tagliare meglio le curve, a essere più attento? Più scaltro. Più scaltro. Io ringrazio anche te, caro Cristian Tezza, l'appuntamento l'abbiamo dato, ma lo rinnoviamo per il 12 di luglio. Iscrivetevi, noi portiamo buono, sai, portiamo fortuna. Benissimo. Quindi iscrivetevi tutti. A che ora parte la gara? Alle 9:30. Un po' prima, no? Perché 9:30 vuol dire che io mi devo alzare all'alba. Vergognatevi. Purtroppo. Purtroppo alle 9:30. Comunque sarà sicuramente una festa, poi pasta party, tutta la congregazione. Esatto, pasta party, musica, premiazioni e via. È una bella giornata di festa. Ti ringrazio, ringrazio anche te Paolo. Alla prossima. So che mi stai preparando qualcosa, speriamo di mettere più mountain bike possibile perché so che piace tanto ai giovani. Ma sicuramente sì, stiamo già lavorando agli Internazionali d'Italia edizione 2016, ci sono cose nuove, importanti, interessanti. Sicuramente per noi sarà un piacere coinvolgere voi e è sempre l'occasione per dire grazie per quello che state facendo. Grazie a te, grazie a Zaccaria Toccoli, continua così, non ti montare la testa, grazie a Cristian Tezza, Luca Dalla Valle, alla prossima, e io ringrazio Alessandro, Nicola e il papà Marco, papà di proprio Zaccaria Toccoli. Per questa trasmissione è proprio tutto, in bocca al lupo, ci vediamo settimana prossima sicuramente con Ilenia Lazzaro che si sarà riposata dalle trasferte romane e quindi buonanotte e buon rientro nelle vostre case. È chiamato, è chiamato! Scratch vi è stata offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man.